Corte Suprema americana cancella diritto all'aborto. Biden, donne in pericolo, medici criminalizzati, adesso legge federale. Trump è la volontà di Dio. Consiglio europeo decide le tappe del piano energia. Von der Leyen, coordinamento per evitare il ritorno a fonti inquinanti. Il premier Draghi, l'Unione si sta muovendo, dobbiamo fare presto. Il governo proroga lo sconto benzina di 30 centesimi. Le truppe ucraine si ritirano da Severodonetsk, la città completamente distrutta, spiragli di accordo per sbloccare il grano. Dopo 2 mesi e mezzo risalgono i contagi, sopra l'1% l'indice RT, crescono i test fai da te, saltano le quarantene. Il più seguito TikToker al mondo, Kabilame, sarà presto cittadino italiano, firmato il decreto, manca solo la notifica e il suo giuramento. Tanti auguri a Renzo Arbore, gli 85 anni del maestro dell'Altra TV, da bandiera gialla ad alto gradimento a quelli della notte, la creatività intelligente di un grande collezionista di sogni. Buonasera dal TG1. Negli Stati Uniti una giornata che entrerà nei libri di storia. La Corte Suprema ha rovesciato la sentenza del 1973 che aveva riconosciuto il diritto costituzionale all'aborto, legalizzandolo in tutto il paese. Ora la parola passa ai singoli stati, 13 quelli pronti a vietarlo. Il presidente Biden dice: tragico errore, giorno triste per l'America. Trump, che aveva nominato 3 giudici conservatori nella Corte, esulta, è la volontà di Dio. Una notizia che spacca l'America, arrivata quando a Bruxelles si era appena chiuso il Consiglio europeo, al via il piano a tappe per l'energia. Il premier Draghi che dice occorre fare presto, ci arriveremo, ma cominciamo dal